Cari telespettatori, ben ritrovati con noi e parliamo di un tema che è sempre molto interessante e quindi vi aggiorniamo sui flussi turistici. La nostra regione prima in Italia, ci sono dei movimenti di turismo che coinvolgono anche e soprattutto il settore alberghiero e quindi per fare il punto della situazione ben ritrovato Presidente Federalberghi Veneto Massimiliano Scavon. Come sta? Tutto bene? Bene, grazie, sì. Ci accingiamo ad aprire anche una stagione, la prossima stagione, che insomma in qualche modo balneare sulle nostre coste del Veneto, sì. E che a prescindere dalle situazioni meteorologiche comunque sarà stagione estiva, quindi avete già prenotazioni in questo senso? Certamente sì, le prenotazioni già iniziano subito dopo le festività natalizie a entrare, diciamo, nei sistemi delle strutture ricettive già a gennaio, febbraio, per capirci. E poi piano piano si consolidano con una tendenza anche negli ultimi anni, anche abbastanza sottodata, a riempire gli ultimi sono cambiati quindi i trend. Ma in realtà non è proprio cambiato, cioè il last minute non l'abbiamo certo inventato noi, c'è sempre stato questa tendenza a coprire le ultime disponibilità all'ultimo momento, una ricerca all'offerta dell'ultimo minuto. Che non c'è più? Diciamo che dipende un po' da quanto si è venduto prima, no? Ecco, quindi, però insomma i segnali vanno interpretati con una certa cautela adesso. Perché? Perché da un lato le prenotazioni obiettivamente stanno entrando e stanno entrando anche un po' da quel mercato importante per la costa veneta che è il mercato tedesco. Resta quindi un mercato interessante, nonostante la Germania sia in una situazione parabolicamente. Per noi comunque è un mercato che monitoriamo con grande attenzione e le prenotazioni stanno effettivamente al momento entrando. Ovviamente anche l'anno scorso avevamo già registrato un po' una flessione da parte di questo mercato che ci ha un po' costretto a ripiegare su altri mercati provenienti dall'est Europa che comunque ci hanno consentito di portare a casa un risultato sulle coste venete positivo. E i dati delle presenze li abbiamo visti, i record anche quest'anno, siamo oltre i 73 milioni di presenze, ulteriore record che ci pone al vertice della classifica nazionale. C'è da dire però dopo che i dati vanno anche interpretati in maniera corretta, sia quelli degli arrivi che delle presenze, sia del mercato interno che del mercato estero. L'incremento che abbiamo registrato è giusto dirlo perché insomma da addetti ai lavori non possiamo negarlo, c'è un consolidamento del settore ricettivo alberghiero che non può farmi altro che piacere evidentemente, c'è un incremento del settore soprattutto legato all'extra alberghiero e altre categorie diciamo non classificate del settore ricettivo che sono un po' dovute anche al tentativo di normalizzare quel settore, mi riferisco alle locazioni brevi che hanno avuto un po' l'obbligo di mettersi a norma anche dal punto di vista del codice identificativo regionale e questo è inevitabile che abbia fatto emergere un po' di diciamo, situazioni che prima magari non venivano tracciate dai sistemi di rilevazione. Quindi il dato è comunque di una regione che conferma la sua leadership a livello nazionale, di un Veneto che continua a mantenere dei buoni livelli. La sfida per il futuro sarà anche di aumentare quella quota parte qualitativa di queste presenze e di questi arrivi dei vari mercati. Quella che le dicevo prima, se mi consente, la prudenza è dovuta a quelli che sono i fattori geopolitici che si stanno verificando in questo momento. Quindi attenzione a pensare che i dazi non riguardino il settore del turismo, ma riguardino solo il manifatturiero o chi fa export, perché in realtà i dazi colpiscono anche lo stesso paese, lo stiamo vedendo negli Stati Uniti, gli stessi lavoratori americani sono preoccupati per gli effetti che questo potrà generare anche nell'occupazione di quel paese, quindi laddove poi si mette mano nelle tasche dei consumatori è inevitabile che gli effetti ricadano poi anche nel turismo, quindi la cautela a cui noi facciamo riferimento è al momento il trend continua a essere abbastanza positivo con scarse flessioni, ma la situazione potrebbe cambiare rapidamente qualora gli effetti diciamo, di questi dazi, la guerra che ricordiamo non se ne parla quasi più, ma abbiamo ancora una guerra in corso in Ucraina. No, se ne parla. Ne è iniziata una, sembrava dovessimo arrivare alla pace, invece stiamo aprendo una guerra economica, in questo caso dovuta ai dazi, e queste cose non vanno bene per il settore turistico. Quindi cautela, al momento non ci sono segnali di preoccupazione, ma la stiamo affrontando e monitorando quotidianamente perché è un attimo che questa pressione della domanda possa rallentare rapidamente, lo abbiamo già visto in passato,
quando subentrano fenomeni Infatti, su larga scala come il Covid, purtroppo. Insomma, infatti, abbiamo visto ma lì generato. rientra un po' nella fisiologia della situazione pandemia mondiale, insomma vabbè. Lì si spera che non succedano altri eventi di altro genere, di carattere mondiale. Quello che appunto dicevo, parlavamo un po' fuori onda prima, qui abbiamo un 73 milioni di presenze totali, quindi ottimo aumento, anche 3,3% degli arrivi, 2,2% delle presenze, e quindi Veneto al primo posto per quel che riguarda Alberghi. Sì, peraltro gli arrivi tra l'altro denotano proprio il livello di attraibilità di una destinazione, più ancora delle presenze. Spieghi ai nostri telespettatori arrivi e presenze, che magari non tutti l'hanno ben presente. Sì, allora una prenotazione di 3 giorni di una famiglia o di 2 persone, praticamente vengono considerati 2 arrivi, ma sono 6 presenze se stanno 3 giorni. Quindi noi monitoriamo questi 2 indici perché le presenze, ovviamente ci interessa capire anche le occupazioni delle camere sul territorio, quante notti stanno in una determinata destinazione, ma gli arrivi sono altrettanto importanti perché quello è un indice proprio legato strettamente a quanto la destinazione è attrattiva nei confronti di un turista. Però questo per quel che riguarda gli alberghi, giusto, le strutture di ricettività, per cui voi sondate questo, perché in realtà se ci sono degli arrivi nell'ambito dell'Europa, quindi che non attraverso aeroporti o altre barriere di confine, non si può mai sapere se arrivano o non arrivano, transitano, dove alloggiano. Ma, guardi, questo è anche un tema che va esteso dai confini regionali e nazionali, perché noi abbiamo sempre un po' una guerra aperta con la Francia, dove a Ventimiglia, insomma, la zona di confine, loro tracciano come presenze turistiche anche, diciamo, i lavoratori che passano il confine per andare a lavorare, e quello continuano a tracciare, chiaramente portarli ai vertici. È auspicabile che l'Europa metta ordine anche a questa cosa e si definisca una volta per tutte la regola del gioco, che devono essere uguali per tutti i paesi. Allora, il tema, guardi, delle presenze è un indicatore. Quello senza dubbio. Perché... Il tema degli arrivi è altrettanto un indicatore. Ma per chi vive di questo mestiere un altro tema importante sono anche i fatturati che le aziende vanno poi a sviluppare, perché una presenza può valere tanto se, diciamo, il cliente è alto spendente, come può valere anche molto poco nel caso in cui sia posizionata su mercati meno, diciamo, qualitativamente meno interessanti. Però ci sono anche quelli. Ma certo che sì, sono assolutamente importanti. Io non sto dicendo che, guardi, che il 5 Stelle non è per tutti. Quindi c'è anche una fetta significativa molto importante, e ringraziamo il cielo che ci sia, di un turismo che si posiziona sul 3 stelle, qualcuno anche sul 2 stelle, sempre meno perché un po' l'asticella si sta spostando verso l'alto. D'altra parte a casa, no? Ognuno di noi incomincia a avere dei comfort, dei benefit a cui non è disposto a rinunciare certamente quando va in vacanza. E così succede anche nel tema sulla ricettività. Quindi insomma, i fattori sono tanti che vanno tenuti oggi in considerazione. La capacità di spesa è un elemento importante quando si vuole cercare di andare a alzare il livello qualitativo anche di una destinazione. Poi ovviamente, ripeto, c'è anche il tema del pendolarismo che non interessa le presenze, ma che genera comunque un indotto economico sul territorio. Per il commercio soprattutto è un aspetto importante, per il ricettivo a volte un po' meno. No, però è vero, però pensiamo a Venezia, tipico esempio, so di tante strutture nel Trevigiano, alberghi che prendono turisti, frotte di turisti, pullman di turisti, e poi li portano a Venezia in giornata, perché ci sono magari alberghi molto più confortevoli, più capienti, a volte anche meno costosi. A volte anche meno costosi, senza dubbio, anche abbastanza nella Mestre, insomma, tutto sommato, stanze di tutto rispetto, standard, che sono più grandi di quelle veneziane, e più comode, perché alla fin fine il bagaglio ti arriva in camera, lo porti in camera, e che però portano comunque turismo a Venezia, alla Riviera del Brenta, insomma, dove uno si vuole recare. E quelli sono arrivi e presenze in un'altra località per poi... Quelli vengono, diciamo, considerati escursionisti, se proprio vogliamo dirli, perché il turista è colui che pernotta in una determinata destinazione, quindi quelli sono pendolari o escursionisti per la città di Venezia, ma turisti magari per la città di Treviso, a cui lei faceva riferimento, perché la definizione vuole proprio
Ho fatto l'esempio, adesso qua vediamo altre realtà, ma vale un po' dappertutto, dove ci sono delle criticità, anche Milano può essere lo stesso nei momenti... Ma guardi, più aumentano le infrastrutture anche di collegamento tra le destinazioni, più questi fenomeni si acuiscono, quindi l'alta velocità oggi ti consente di dormire a Venezia e di andare a fare un'escursione giornaliera a Firenze piuttosto che a Milano, quindi è chiaro che tutto questo incrementa ulteriormente i flussi che poi vanno a gravare su una determinata destinazione. Bisogna fare attenzione anche a questo, soprattutto quando si parla anche di overtourism o quei fenomeni che in qualche destinazione, non tutte, o in qualche area di una destinazione gravano in maniera significativa, perché se continuiamo a aumentare il numero delle rotte, il numero delle navi, il numero dei treni che scaricano poi, ovviamente turisti, scaricano è una parola brutta che io non dovrei utilizzare visto il mestiere che faccio, ma insomma che consentono ai turisti di fruire anche del prodotto turistico di destinazioni vicine, dobbiamo considerare che forse le destinazioni sono anch'esse dei contenitori che oltre una certa capacità ricettiva non possono andare. E quindi, così come avviene per un cinema, per un ristorante, per un albergo, anche le città hanno una capacità di assorbimento che deve essere chiaramente definita, oltre la quale si creano poi dei fenomeni di disagio, ma insomma questo mi sembra abbastanza elementare. Certo. Dove sta la difficoltà? A riuscire a gestire questi flussi. Infatti. Ecco, questo forse, chissà, io spero anche in questa nuova opportunità, no, che sta arrivando violentemente nel settore che è l'intelligenza artificiale, possa in qualche modo anche generare degli algoritmi o consentirci di distribuire i flussi magari sulle destinazioni in modo diverso. C'era un messaggio che era arrivato proprio a questo riguardo, vediamo se la regia me lo rimette in onda. Vogliamo parlare di questo overtourism che tanto fa paura. Da quando i soldi fanno paura? Ma infatti, guardi, per rispondere a questo telespettatore, ci sono paesi che metterebbero la firma per avere fenomeni di overtourism. Noi non dobbiamo, intanto la terminologia, io continuo a non stancarmi di dirlo, è sbagliata, perché chi fa overtourism non sono i turisti che pernottano in una destinazione, perché guardi che i turisti, la capacità ricettiva delle strutture ricettive è ben definita. Oggi più di ieri, se mi consente, anche con l'introduzione non puoi andare in un posto se non trovi dove dormire. Allora, il turista sappiamo dove sta, quanto sta e quando ci va, e siamo in grado anche di prevedere quando ci andrà. Il problema è gestire poi tutte le altre dinamiche che, ma anche offrire tutte le che non sono turisti, quindi overtourism è proprio un termine sbagliatissimo, è un fenomeno che esiste, è un fenomeno però che necessita a mio avviso un approccio veramente come dire, serio, che non sia fatto soltanto di, mi verrebbe un termine dazi che adesso va molto di moda, ma insomma di contributi di accesso che non, cioè, aiutano a gestire il fenomeno ma non risolvono il fenomeno, anche se lo raddoppiamo. Certo. Città come Venezia continueranno a soffrire di questo problema, quindi vanno accompagnati località, anche altri fenomeni, Venezia, Verona, insomma tutte le nostre città del Veneto, bene o male, la Zise, il Lago di Garda, insomma sono destinazioni che soffrono in alcuni momenti, non sempre, e in alcune aree ben definite, non tutte, di questa problematica. Ecco, però adesso giusto per dire, lei ha citato il Lago di Garda, c'è un altro fenomeno particolare, è vero, ci sono concentrazioni in certi momenti, in certi giorni, in certe... Ovvio il fine settimana quando la gente è libera, visto che il fine settimana uno non lavora, ovvio durante i ponti perché sennò altro non puoi fare, ma la concentrazione avviene anche per un motivo banalissimo, io l'ho notato, se i negozi d'inverno, quando sono belle giornate e c'è tanta gente, chiudono alle 18:45, 18:30, fanno fatica ad arrivare alle 19, che è sconvolgente, ma dopo il Covid è cambiato tutto. È ovvio che la gente a un certo punto il negozio chiude, la vetrina, la serranda si chiude e le persone tutte fluiscono, vanno via e sparisce l'overtourism. Cioè se tu prolunghi in qualche modo l'esposizione di un centro, consenti anche dei ricicli di flusso, cioè i classici che vengono di mattina, si muovono il pomeriggio, la gente non ama stare accalcata. Per cui se ha anche dei segnali di alert, attenzione grossi, quando vedi su Google, no? le località, grande flusso, tanti fanno anche la riflessione, ci vado, non ci vado, non trovo posteggio, aspetta che sposto il pomeriggio. Cioè, le persone non sono... Noi già lo facciamo quando ci muoviamo in macchina. Esatto, Tutti noi abbiamo ormai nelle nostre vetture un piccolo navigatore di serie, che ci dà gli alert di terrore. Oppure a volte ti dice anche non proseguire su questa strada perché c'è un problema di Ecco, le stesse cose si possono fare le dicevo intelligenza artificiale, l'intelligenza artificiale può essere di grande aiuto su questo.
Poi dobbiamo fare anche un altro tipo di lavoro, cioè il problema è anche legato proprio alla temporalità, cioè se io ho un tempo ristretto in cui posso usufruire di un determinato servizio o prodotto, è chiaro che mi concentro in quella fascia oraria, e questo è un po' quello che succede sia per la tempistica sia per l'area geografica. Ci sono delle aree che sono soggette ad esempio anche a un'attività di social, di influencer, dove se non vai lì non sei nessuno, e quindi tutti vogliono andare lì e farsi il selfie davanti alla Basilica di San Marco piuttosto che davanti all'Arena di Verona, eccetera, e quindi questo continua ad alimentare un flusso e un problema su quelle destinazioni. Ma insomma lo sappiamo quali sono i fattori, ora forse è arrivato il momento per questa regione, per questo paese, di trovare Italia, degli elementi di gestione. Ecco, per fare una battuta, invece che gli americani introducano questi dazi che in questo momento stanno sconvolgendo un po' il mondo, e che ci aiutano a fare una cosa dove loro effettivamente sono forse un po' più bravi, cioè la gestione delle grandi masse e dei flussi. Lei provi ad andare a visitare i parchi Epcot piuttosto che gli MGM Studios negli Stati Uniti, e che accolgono milioni e milioni di persone, però lei ha una gestione dei flussi in cui riesce tranquillamente a fruire dell'attrazione senza dover grandi code. Allora, queste dinamiche sono state oggetto di studio e di tecnologie che aiutano a utilizziamo la tecnologia, utilizziamo queste esperienze anche per preservare, se mi consente, il nostro patrimonio culturale e la nostra città. Assolutamente, torniamo su questi temi, parliamo anche di altri elementi molto interessanti, di novità per il settore. Adesso vediamo se entreranno in che termini entreranno in vigore tra poco, dopo la pubblicità.